Benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Paternò, le nostre telecamere tra i braccianti immigrati che dopo giornate di lavoro nei campi passano la notte in una baraccopoli in mezzo ai rifiuti senza servizi. Nuova puntata dell'inchiesta del TG Sicilia sul caporalato. A Bagheria corteo silenzioso di studenti e insegnanti per Kevin, il sedicenne ucciso con la madre e il fratellino dal padre reo confesso nel sanguinoso esorcismo ad Altavilla Milicia. A Ravanusa, nell'Agrigentino, sfregiata con una coltellata al volto una sedicenne colpita da una coetanea in un banale litigio a Carnevale. Palermo, la galla contestato al cimitero dei Rotoli dai residenti del quartiere vicino, contrari all'ampliamento del Camposanto. Prima autentica protesta contro il sindaco. Oggi la marcia su Roma dei trattori che invadono la capitale in centinaia anche dalla Sicilia. Sono gli agricoltori che non si riconoscono nell'accordo con il governo. Catania perde la casa all'asta, ma vanta un credito di 500.000 euro da chi ha avviato il pignoramento. Un paradosso giudiziario che mette sulla strada un'anziana di 80 anni e, come se non bastasse, c'è anche il giallo di un testamento. Catania bella e sporca, turisti attratti dalle bellezze della città e indignati dalla spazzatura, scene ordinario degrado anche in via Etnea e a Villa Pacini, dove sono ancora ben visibili i resti dei petardi esplosi per Sant'Agata. Calcio, Catania in caduta libera, rossazzurri sconfitti anche dal Latina, è l'11° stop stagionale, adesso la classifica comincia a preoccupare. Vola invece il Messina, superato il Sorrento, la squadra di Modica è a un solo punto dai play-off. Bentrovati, oggi la seconda puntata della nostra inchiesta sul caporalato. Siamo entrati in una delle baraccopoli intorno a Paternò dove per mesi si accampano i braccianti migranti sfruttati nelle campagne. Lorena Dolci. Dormono sulle panchine, in case abbandonate, per strada. Qualcuno si accampa persino in queste auto. Poi c'è chi trova posto nel Grand Hotel di Paternò, una delle tante baraccopoli che sorgono durante la raccolta delle arance. E questa è la reception. Di giorno la baraccopoli è deserta, ma al varco, all'ingresso che abbiamo appena superato, c'è sempre un presidio di sorveglianza. E invece in questa spianata ai piedi di un convento troviamo anziani e alcuni giovani. Qui in quanti dormite? Noi dormiamo, sì. Quanti siete? 2, 3? Quanti dormite qua dentro? Non lo so. Ah, non è casa tua? Tante persone. Tante persone? Sì. Qua vedete riscaldano l'acqua con il fuoco, quella è una pentola per riscaldare l'acqua, la riscaldano e qui si fanno, diciamo, la doccia. I rifiuti sono ovunque, poi qualcuno li brucerà. I più creativi hanno realizzato una tenda con veranda, per il resto sono tuguri. Guardate, c'è una valigia, c'è un bidoncino probabilmente per sciacquarsi, una padella lì buttata, scarpe, tutto assieme. Quante persone bivaccano in questi posti? Solo in questa si parla di 500-600 persone, come è stato detto da alcune persone che sono all'interno. Basta venire di mattina alle 5:30, alle 6, già noi li vediamo tutti che sono davanti ai bar o davanti pure alle scuole, alle piazze, che aspettano che se li portano. Però nessuno se ne accorge. Non se ne accorge nessuno perché non se ne vuole accorgere nessuno. In Spagna vi davano la casa e la doccia? Sì, la casa, doccia, lavora bene. Solo qui hai trovato questa situazione? Questa, mamma mia, prima volta. La prima volta? Sì, la prima volta l'ho vita così. Te ne vuoi andare quindi? Sì, andare a Olanda. Perché avete messo questa bandiera italiana? Mi piace Italia. Ti piace Italia? Sì, sai. Vuoi stare qua? Sì, io ci ho 7 anni qua in Italia. Però non si vive bene in questo campo. Questa non funziona così. Ma voglio cercare qualche posto, capito? Per cambiare questa vita, non mi piace.
Restano in carcere Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milice, accusato dell'omicidio della moglie e dei suoi figli, uccisi durante un sanguinoso, sadico esorcismo, e i suoi presunti complici Sabina Fina e Massimo Carandente. Lo ha deciso il GIP di Termini Imerese, che ha convalidato la custodia cautelare in carcere per tutti e tre. Intanto sono 3 le comunità sconvolte: Altavilla, Bagheria, Sferracavallo, tutte nel Palermitano. Sono i luoghi coinvolti dalla strage di Giovanni Barreca con i suoi complici, i protagonisti del sanguinoso esorcismo. Maglio Viola. Un corteo silenzioso con in testa una foto di Kevin Barreca portata a braccio e mostrata dai ragazzi della sua scuola. È stato ricordato così lo studente del liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria, ucciso insieme al fratello Emanuel e alla mamma Antonella Salomone in quella che è ormai nota come la strage di Altavilla, commessa dal padre convinto di liberare la famiglia dal demonio, almeno secondo le prime ricostruzioni degli investigatori. Un corteo silenzioso composto da studenti e insegnanti ha percorso le strade della città. Domani è previsto anche ad Altavilla un momento di preghiera e ricordo per Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin. La veglia di preghiera si svolgerà nella Basilica Santuario Madonna della Milice alle 21. All'incontro dovrebbero partecipare anche i compagni di Kevin e della sorella 17enne, l'unica a salvarsi. Entrambi i ragazzi infatti frequentavano il liceo artistico Renato Guttuso. Intanto restano in carcere il padre Giovanni Barreca, autore della strage, e Massimo Carandente e Sabina Fina, la coppia di Sferracavallo considerata gli ispiratori di questo delitto. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP nell'interrogatorio di garanzia. Barreca, l'omicida, è apparso addirittura in stato di shock. Carandente ha raccontato di essere stato minacciato in carcere e fatto oggetto del lancio di alcuni mandarini in Salamenza. La difesa sta valutando se chiedere la protezione. E come dicevamo, tutti e 3 i sospettati restano in carcere. Notte da incubo per una ragazza di 16 anni residente a Campobello di Licata, nell'Agrigentino. È stata accoltellata alla schiena, alla spalla e in pieno volto da una sua coetanea durante la serata conclusiva dei festeggiamenti del Carnevale di Ravanusa. L'adolescente non è in pericolo di vita, ma sul viso porterà i segni dello sfregio. Davide Sardo. Carnevale ancora di follia e di terrore a Ravanusa. L'anno scorso un ragazzo di 16 anni coinvolto in una rissa è stato accoltellato. Adesso l'ultima sera in maschera, martedì scorso, è stata la volta di una ragazza di 16 anni di Campobello di Licata, ferita gravemente al volto con un coltello da una coetanea. Ed è molto più raccapricciante. Le 2 sedicenni hanno litigato per i classici futili motivi. Poi la campobellese è stata raggiunta dai fendenti al volto e più superficialmente ad una spalla e 3 volte alla schiena. È stata soccorsa e trasportata all'ospedale Barone Lombardo a Canicattì. I medici le hanno cucito 35 punti di sutura tra il naso ed un sopracciglio. È stata dimessa con prognosi di 20 giorni. Le coltellate non hanno trafitto organi vitali. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'inchiesta per lesioni personali aggravate. La zona sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza e indagini sono in corso per smascherare la coltellatrice, protagonista di un gesto, l'ennesimo, che testimonia il collasso educativo di una parte della generazione emergente nutrita solo dai social e dagli smartphone e che già in tante altre occasioni alla ribalta della cronaca quotidiana ha manifestato in modo preoccupante sprezzo della vita e della convivenza civile. Il Questore di Palermo ha sospeso per 60 giorni la licenza al titolare della discoteca No 3, dove la sera del 21 dicembre è iniziata la rissa culminata nell'omicidio a colpi di pistola di Rosolino Celesia. L'aggressione e il fermento, questa è la motivazione, si sarebbero verificati senza che gli addetti alla sicurezza intervenissero per impedire il degenerare della lite. Restiamo a Palermo, la galla ha contestato al cimitero dei Rotoli dai residenti del quartiere vicino, contrari all'ampliamento del Camposanto. È la prima autentica protesta contro il sindaco Marco Gullà.
sorpresa inattesa per il sindaco Roberto Lagalla, contestato da una ventina di residenti della borgata di Vergine Maria a Palermo. Gli abitanti del quartiere Marinaro della 7ª circoscrizione hanno ribadito il proprio no nei confronti dell'allargamento del cimitero dei Rotoli nell'area denominata ex Edil Pomice. Le contestazioni sono sempre lecite, legittime, purché condotte con garbo istituzionale e civile, ma soprattutto quando si è a conoscenza dei fatti. I residenti di Vergine Maria hanno timore che l'ampliamento del cimitero possa rappresentare un'area di rifiuti e stoccaggio per il loro quartiere. L'assessore ha più volte ascoltato i cittadini e abbiamo proposto tanto ai cittadini quanto alle associazioni, quanto all'Agenzia per i beni confiscati qual è il nostro obiettivo, cioè quello di realizzare uno spazio di servizio, solo di servizio per quanto riguarda i servizi cimiteriali, quindi senza nessun tipo di rifiuto speciale, e naturalmente un miglioramento della sosta del parcheggio, un parco giochi nell'area confinata vicino l'azienda che attualmente ancora detiene una parte di uno spazio confiscato alla mafia. La prima vera contestazione per il sindaco Lagalla. A Messina, confiscati i beni per €1 milione a un ex poliziotto ritenuto vicino al clan dei Barcellonesi. Francesco Triolo. Beni per €1 milione, patrimonio considerato spropositato rispetto ai redditi dichiarati. Così i finanzieri del comando provinciale di Messina hanno confiscato, su richiesta della direzione distrettuale antimafia e su decreto del tribunale, il patrimonio di un ex poliziotto penitenziario, Sebastiano Pugliafito. L'uomo, conosciuto perché ex gestore di note discoteche a Milazzo, è ritenuto vicino al clan dei Barcellonesi ed è finito anche nell'operazione Dinastia con una condanna anche in secondo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Sotto confisca sono finite 2 aziende con i relativi beni patrimoniali operanti nel settore del noleggio autoveicoli ed attrezzature per lavori edili, un immobile a Milazzo, 8 autoveicoli e 3 rapporti finanziari. Oggi la marcia su Roma dei trattori che invadono in queste ore la capitale, centinaia anche dalla Sicilia. Sono gli agricoltori che contestano l'accordo con il governo. Lorena Dolci. Le facce stanche di chi ha passato la notte in viaggio. Ecco i primi agricoltori arrivati dalla Sicilia al Circo Massimo. Parola d'ordine: invadiamo Roma. Dopo 24 giorni di proteste, gli agricoltori assediano il cuore della capitale. L'immagine simbolo è la sfilata davanti al Colosseo. 14 pullman sono partiti dalla Sicilia, senza contare quelli che hanno raggiunto Roma in auto o in aereo. Io sono partito dalla Sicilia, dalla provincia di Trapani, da solo con la macchina per venire qui alla manifestazione a Roma. Ancora aspettiamo amici che stanno arrivando per portare in supporto la voce della Sicilia. 20.000 persone sono attese alle manifestazioni in programma oggi. Sul palco, oltre ai leader nazionali del CRA, agricoltori traditi, saliranno anche i coordinatori dei comitati spontanei regionali. Insieme formano il fronte della protesta che non si riconosce nell'accordo sull'IRPEF sancito dal governo. Il ministro Lollobrigida ribadisce: abbiamo fatto tutto il possibile, ma loro chiedono le dimissioni. Oggi siamo qua a Roma, al Circo Massimo, a manifestare insieme al gruppo CRA il dissenso, il vero e proprio dissenso per i patti finti governativi fatti di alcuni agricoltori. Noi non ci stiamo. Mentre in Sicilia si muovono i forconi e l'opposizione cavalca il movimento, continuano i presidi spontanei. Oggi gli agricoltori della Valle del Belice hanno scritto una lettera aperta al presidente Mattarella. Non abbiamo più bisogno di interventi tampone, ma di norme urgenti e speciali. Accanto a loro anche armatori e pescatori della flotta di Sciacca. In comune il rancore verso l'Europa. Siamo a Catania, perde la casa all'asta ma vanta un credito di €500.000. È un paradosso giudiziario che mette sulla strada un'anziana donna di 80 anni. È come se non bastasse, c'è anche un giallo, il giallo del testamento. Luca Ciliberti.
Questa è la storia di un paradosso giudiziario, di processi e sentenze che camminano a due velocità e nel caso specifico, quando una corre più di un'altra, c'è chi finisce in mezzo alla strada. Questa è la storia di Teresa Modica, un'80enne costretta ad abbandonare il suo elegante appartamento in centro venduto all'asta a causa di un debito lievitato a tal punto da arrivare a istanza di pignoramento accolta dal tribunale. Tutto normale, se non fosse che la signora Teresa vanta dal suo debitore e quindi da chi ha avviato il pignoramento un credito di oltre 500.000 euro come deciso con una sentenza della Cassazione che è ancora in attesa di esecutività. Adesso devo traslocare in un mini appartamento che mi ritrovo, che è sempre pignorato dalla stessa persona, che forse mi butteranno fuori pure da quello e non so più dove andare perché io vivo di pensione minima. Se avessi avuto i miei soldi datomi da questo signore per sentenza di Corte di Appello e poi per Cassazione che ho vinto tutto, io adesso me ne potevo andare in un appartamento decente, affittato, invece che in 40 metri quadrati di appartamento, piccolissimo. Il suo avvocato Enza Nicotra ha chiesto invano di sospendere l'esecutività, ma il reclamo è stato dichiarato inammissibile. E poi il mistero: la casa intestata alla figlia della signora Teresa, scomparsa prematuramente, era ritornata di diritto ai genitori. Curioso quello che accade dopo. Nel 2018, nella buca delle lettere, la signora trova un testamento firmato dalla figlia scomparsa 6 anni prima, in cui indica come sua unica erede la mamma. La donna, sotto consiglio di alcuni professionisti, pubblica quell'atto e, diventando unica proprietaria, comincia il suo calvario. Il marito, che molti anni prima si era trasferito in America, scopre tutto, fa periziare il testamento da un grafologo che attesta che quell'atto è falso. Così rivendica la metà di quella proprietà davanti al tribunale, ma è in attesa di risposte. Solo pochi mesi fa l'uomo ha scoperto di aver avuto pignorata anche la sua parte di casa, nonostante lui non abbia alcun debito con nessuno dei soggetti interessati. Una storia davvero ingarbugliata. Catania, bella e sporca. Turisti attratti dalle bellezze e indignati dalla spazzatura. Esce fuori un ritratto a tinte fosche, scene di ordinario degrado anche in via Etnea e anche a Villa Pacini, dove sono ancora ben visibili i resti dei petardi esplosi per Sant'Agata. Tonino De Mana. Elogi alla bellezza e frecciate per la sporcizia. È una doppia cartolina quella che i turisti mandano da Catania, con le immagini che fanno il giro del mondo e che riempiono d'orgoglio per il fascino dei monumenti, ma al tempo stesso indignano per i cumuli di rifiuti che si trovano persino nei posti più disparati, anche sotto, nel letto del fiume Amenano. Italiani, stranieri, guide turistiche sembrano avere una voce unica, nessuno esce fuori dal coro. Ne penso proprio male. Ne penso no male, malissimo, perché è una bellissima città, ci si potrebbe stare bene e se ci fosse un attimino di più ordine potrebbe essere una città fantastica. Io sento parlare anche della sporcizia e io da catanese un po' mi vergogno che all'estero diamo questa immagine. Forse magari questa zona è un po' più pulita, ma se vanno verso altre zone veramente io penso che potrebbero anche scappare. Siamo nel cuore di Catania ed anche la centralissima via Etnea a ridosso di Porta Uzeta non mostra il suo lato migliore, con cartacei e sacchi in bella mostra, mentre grossi contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati a ridosso di un dispositivo per scambiare ed erogare il denaro. Buche, trasporti, incuria e servizi inadeguati. Fare turismo richiede organizzazione e programmazione, come denuncia Franz Cannizzo. I servizi sono centrali, su quelli dobbiamo concentrarci e la pulizia, come i trasporti pubblici, come tantissime altre cose vanno curati con grande attenzione. E che immagine avrà di Catania il turista quando andrà via? Una pessima immagine e questo mortifica il lavoro, il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. La pescheria è un passaggio obbligato, così come Villa Pacini, che molti turisti percorrono per raggiungere il porto. Anche qui, a terra, rifiuti di ogni genere. Ci sono persino i resti dei petardi esplosi per la festa di Sant'Agata. Sono dappertutto, sui marciapiedi e nelle aiuole. Da queste parti i bagni pubblici sono all'aperto. Basta un angolo ed un muretto e poco importa se passa qualcuno. Tanto nessuno vede, specie chi dovrebbe vigilare. Breve pausa, tra poco il calcio con il Catania in caduta libera con l'11ª sconfitta in campionato e poi la sorpresa Messina. State con noi. Così di nuovo insieme con il calcio. Catania ancora sconfitto in trasferta. Latina batte il gol di Riccardi per condannare gli etnei all'11º stop stagionale. Marco Carli.
3 dati che raccontano il Catania, una squadra che non sa più segnare, l'ultima rete è stata di Rapisarda a Foggia e dunque non sa più vincere, i 3 punti mancano da un mese, 4-0 al Brindisi. Una squadra che subito un gol non sa più rialzare la testa, è successo anche a Latina, segna Riccardi l'1-0 e gli etnei, pur con 4 giocatori offensivi contemporaneamente in campo, creano quasi nulla. Ci manca magari la concretizzazione, non è che lo scopriamo stasera, però secondo me fino al gol la partita il Catania l'ha fatta molto bene e poi ovviamente in un momento del genere, quando l'avversario al primo tiro ti fa il gol, ci può essere magari dei giocatori che accusano il colpo un po' più di altri. A tutto questo si aggiungono gli infortuni costanti, con il Latina Rapisarda out dopo pochi minuti e le varie indisponibilità. Oggi avevamo 13 giocatori disponibili perché la notte ci ha portato influenze, vomito, diarrea, ci ha portato di tutti. Gli unici giocatori sani che avevamo in panchina erano Averi, e Bois e Monaco, gli altri o avevano la febbre o erano infortunati. Al Francioni per più di un tempo il Catania regge senza incantare ma senza eccessive sbavature, tranne 2 errori di Albertoni in uscita e in disimpegno. Nello stesso periodo però i rossazzurri tirano solo una volta pericolosamente in porta con Cicerelli che esalta i riflessi di Guadagno. Siamo a fine primo tempo, ad inizio ripresa arriva il gol di Riccardi e poi quasi il nulla, se si eccettua l'ennesima occasione mancata nel periodo da Costantino. E invece il Latina a costruire 2 o 3 palle gol che potrebbero portare al raddoppio. La classifica del Catania è sempre più deficitaria e domenica al Massimino arriva la Juve Stabia, prima in graduatoria e reduce dal pari interno col Brindisi. Ancora una vittoria per il Messina che ha superato 2-0 il Sorrento al Francoscoglio, i gol entrambi nella ripresa, al 10° minuto Plescia e raddoppio al 47° di Luciani, i giallorossi a una lunghezza dalla zona play-off. Il Messina supera l'esame di maturità ed è ad un solo punto dalla zona play-off. La vittoria contro il Sorrento, maturata nella ripresa, è la quinta nelle ultime 6 giornate. Complessivamente la rimonta si racchiude nei 24 punti conquistati in 11 partite. Numeri da primato per una squadra che ha conosciuto la coda della classifica, con Giacomo Modica, oggi protagonista indiscusso, a fine novembre ad un passo dall'esonero. È bello vedere che in questo momento la squadra gioca, si diverte, lavora ed è convinta e consapevole di quello che ha dentro, quindi andiamo avanti partita dopo partita e ribadisco che questa è la partita più bella perché era uno spartiacque non indifferente che abbiamo potuto fare non in termini squisitamente tecnici, ma perché avevo bisogno di uomini, di capire che cosa era il campionato nostro e soprattutto la possibilità di portarci ancora allungando quella che è la zona bassa, perché noi dobbiamo solo guardare in questo momento la zona bassa, i sogni li facciamo vivere alla città. La coppia Plescia-Luciani nella ripresa ha scardinato la difesa campana, spinta da un Zun imprendibile e dal miglior Ragusa stagionale. Fumagalli ha messo ancora una volta i suoi guantoni su uno dei rari tentativi degli avversari, mentre nell'altra metà campo Emmaus e compagni hanno creato pericoli in serie per la porta di Del Sorbo. In classifica il Messina raggiunge quota 35, a pochi passi ormai dalla salvezza diretta, ma a questo punto l'obiettivo è un altro, a partire dalla trasferta di domenica prossima a Giugliano, diretta concorrente per uno dei primi 10 posti. Avete visto il servizio della nostra Lorena Dolci sul caporalato? Commovente, è vero, se non ci facesse anche indignare. Sono migliaia i braccianti immigrati sparsi nelle campagne, anche siciliane, vivono tutti così, ai margini, invisibili, in un paese che degli immigrati non sa nulla e blatera 2 slogan messi in croce. I braccianti di Paternò, finita la raccolta delle arance, andranno magari in Puglia a raccogliere pomodori o chissà dove, vivendo ancora così, la schiena piegata sulla terra, anche se piove o si gela per il freddo, o a 50 gradi se è estate, e poi la notte in queste distese di tende, le avete viste? Capanne arrangiate alla belle e meglio, rottami con 2 teli sporchi a fare da riparo, senza bagni, tra i rifiuti, senza luce, i fuochi per scaldarsi, niente. Sono i nuovi schiavi.
permettono ai caporali che li arruolano di arricchirsi, portando ammassati a decine da una campagna all'altra, mentre loro racimolano i pochi euro che riescono a ottenere senza contratti, senza tutele, senza nessun tipo di assistenza. E mentre ancora sopravvive nei social e in TV la vecchia favola della presunta invasione dei migranti e sul modo migliore per liberarcene, in Albania con il piano Mattei, accanto a noi quelli che procurano anche il nostro benessere alimentare, gli invisibili, conducono la loro vita parallela, per noi inimmaginabile. E per loro non c'è né televoto né sala stampa, tanto chi li vede. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.